Auto da fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, buongiorno come tutti i venerdì e grazie per essere sempre con noi al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia dell'Università Bocconi. Professore, buongiorno e grazie appunto per essere con noi. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ultima puntata settimanale e poi per un mese Auto da Fè va in ferie, va in vacanza, ci rivediamo a maggio e comunque il quadretto che ci si squaderna davanti in questi giorni ha del surreale, è per un verso tragico, mi viene da dire professore, per un altro quasi comico e ridicolo. La faccio sintetica. I paesi volonterosi, che è una definizione che mette il buon umore soltanto a leggerla, o il malumore a seconda dei punti di vista, comunque una definizione piuttosto stramba che significa 29 paesi più l'Unione Europea più la NATO si sono riuniti a Parigi e hanno detto che Putin è inaffidabile, non possiamo fidarci di Putin perché Putin finge, le sanzioni restano, dobbiamo prepararci alla guerra. Lo dicono anche Mattarella, che per inciso non è solo il Presidente della Repubblica ma anche il capo del Consiglio Supremo di Difesa in Italia e lo dice il ministro della Difesa Crosetto che annusa aria di guerra. Dopodiché Putin invece fa una proposta politica, l'amministrazione transitoria per l'Ucraina sotto l'egida delle Nazioni Unite per organizzare elezioni. Per il futuro dell'Ucraina, ha detto Putin, un'amministrazione transitoria sotto l'egida dell'ONU, delle Nazioni Unite, e con una finalità, organizzare elezioni presidenziali democratiche in Ucraina e negoziare poi un accordo di pace con le nuove autorità, discutendo con gli Stati Uniti, con i paesi europei, ha detto Putin, con i partner e gli amici, ma sotto l'egida delle Nazioni Unite, con la possibilità appunto di istituire un'amministrazione transitoria in Ucraina. Tuttavia noi in Europa respiriamo aria un po' diversa. Ti propongo 1 minuto e 30, lo avrai già sicuramente visto, professore, però vale la pena di rivederlo perché la commissaria europea per la parità e la gestione della crisi, la belga di origini arabe Adja Labib, se ne è uscita con una simpatica iniziativa. Voleva essere simpatica, qualcuno l'ha trovata poco simpatica, il kit di sopravvivenza. Guarda un po' qua. Adja Labib, welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, Survival my Edition. glasses. Super important if you want to see what is Gli occhiali. happening or not. Kit di Next, sopravvivenza my document in alle waterproof crisi, alle guerre. foliage. A must in a rainy Documenti. Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. Una bella If you pila. don't forget Sai, va via la matches luce. and of course, Anche i the fiammiferi. lighter. Con la musichetta che è straordinaria. E ride. And water, of course, L'acqua. because water is life. And my special friend. Coltellino svizzero, 18 funzioni. 18 tools in only one knife. A must have. Terrificante. And don't forget your medication. You medicina. might need it. Because you never know. And don't forget something to eat. Qualcosa da mangiare, qualche Might be barretta, hungry. Very hungry. qualche tolletta. And of course some cash. E In the middle of contante. the crisis, Che torna cash buono is adesso king. il contante in And your tempi di credit crisi. card might just be a piece of plastic. Perché la carta A di credito è charger plastica. and the power bank. Because a Power debt bank per ricaricare il is a debt. telefonino, se non Playing vai se il cards telefonino non ce without l'hai. distraction. E un paio di And carte per don't distrarsi un po', forget to per read. giocare un po'. Mentre With arriva small tra una bomba e this is l'altra, everything you need to giochiamo survive un the po' e first ascoltiamo un po' di 72 radio, hours quella of sì, è crisis. un'ottima idea. Eccolo lì, kit di Speaking about sopravvivenza. being prepared, the EU is preparing its strategy to be sure that every citizen is safe in case of crisis. L'Unione Be Europea prepared, sta be preparando la safe. strategia per metterci al sicuro a tutti noi. Hai capito, professore? Ho capito purtroppo. Sembra di No, essere questa qua fa la commissaria europea. in un, Ascolta, non è una comica, fa la commissaria europea e dovrebbe essere lei a gestire le crisi o comunque la sua delega è proprio quella lì. ma insomma io credo che come si fa a commentare una Ascolta, cosa c'è da di questo piangere, da genere, ridere, da insomma, no? preoccuparsi. Cos'è che dobbiamo fare? Perché questi qui, ridendo, ci stanno portando in una situazione per me molto poco simpatica. Molto poco simpatica. Ma io mi preoccuperei perché l'unica ingrediente che manca in quella borsa non è
comprabile al supermercato, che è il buon senso. Il buon senso e un po' di intelligenza, insomma, no? Per cui qui siamo a una sorta di situazione kafkiana, perché non è comprensibile. Ora, il problema, vorrei fare un esempio. Quando noi economisti aziendali ci occupiamo di mappare nelle aziende i sistemi di rischi, cioè quali sono i rischi in cui può incorrere un'azienda nella sua attività, e questa mappatura avviene attraverso due indicatori. L'indicatore è la possibilità che quel rischio si verifichi, e secondo, l'impatto del rischio se si verifica. Allora, se c'è un terremoto è un rischio evidentemente, ma non è un rischio immediato, è un rischio che potrebbe verificarsi. Uno tsunami potrebbe verificarsi, però noi non possiamo vivere nell'attesa di uno tsunami, quindi si considera un rischio molto elevato per l'impatto che può avere, ma di limitata probabilità. Ora, il fatto che se traducessimo questi due indicatori su Putin, cosa potremmo dire? Che il grado di rischio dell'invasione europea da parte di Putin si avvicina allo zero. Quindi io non dovrei preoccuparmi più di tanto di questa situazione, perché il rischio è oggettivamente molto basso. Putin ha attaccato l'Ucraina, ma c'è un motivo fondamentale che era legato al fatto che la NATO si è disinteressata completamente del fatto che c'era un accordo di non avvicinarsi al confine russo. Si è creata una zona del Donbass di russofona che è stata attaccata, è stata depredata in modo anche violento da armate, fra virgolette, naziste. E quindi questo ha scatenato poi la rivolta di Putin, una guerra che avrebbe potuto essere evitata se ci fosse stato una percezione del rischio, sostanzialmente. Quindi io ritengo, scusate, che dal punto di vista della rischiosità, il rischio che Putin invada l'Europa o si trovi a Parigi o si trovi da altre ragioni sia prossimo allo zero. Questa è la realtà. Per il livello di rischio, cioè, mi viene da dire, professore, mi viene da dire che uno che ti propone di fare un'operazione sotto l'egida delle Nazioni Unite in Ucraina e mettere le basi per la pace, insomma, non mi pare quello che proprio vuole invadere l'Europa, no? E d'altro canto mi domando anche che vantaggio ne avrebbe Putin da un'eventuale invasione. Non ha interesse. Appunto, cioè, dico, quale interesse ha? Che non ha nessun interesse. Ecco, allora noi stiamo creando un mostro, no? Stiamo creando il fantasma, il mostro, il pericolo, sì, per legittimare che cosa? Un riarmo da centinaia di miliardi di euro a beneficio di chi? Perché chi ci incassa da 800 1000 miliardi di investimenti nella difesa? Ecco, allora, noi non siamo... Allora, parliamo un'osservazione sulla Germania e un'osservazione sull'Italia. Allora, è chiaro che noi, diciamo, ci avviamo o vorremmo avviarci verso un incremento dell'indebitamento funzionale ad aumentare i servizi bellici. La Germania ha cominciato, ma attenzione, la Germania ha un debito sul PIL che è il 53-54%, il nostro è quasi il 140%. Quindi la Germania, che ha sempre avuto... Professore, scusami se ti interrompo, ma a proposito di debito, noi dobbiamo considerare che abbiamo un debito aggiuntivo che si chiama PNRR, perché in Europa noi siamo quelli che ci sono indebitati di più col PNRR. Il secondo paese che si è indebitato dopo il nostro è sideralmente lontano dal nostro livello di debito, perché noi siamo oltre 220-30 miliardi. La Romania, che è il secondo paese che ha usufruito per quantità dei fondi del PNRR, si è fermata a 15 miliardi.
di euro, una cifra abissalmente inferiore alla nostra, e gli altri zero. Quindi noi siamo i più scemi di tutta la compagnia europea. Chiuso il discorso. Siamo, a questo punto c'è anche una forma di irresponsabilità. No? Sembra che la gente non voglia fare i conti con la verità e il problema vero è che i cambiamenti sono sempre dolorosi e la gente ha paura del cambiamento, ha paura, e quindi, a differenza di quello che diceva De Gasperi, che diceva nelle elezioni, voi dovete promettere sempre qualcosa di meno di quello che siete sicuri di realizzare. Qui è esattamente il contrario, cioè prometti sempre di più di quello che non sei neanche sicuro di realizzare. Quindi il sistema di indebitamento della Germania va capito, perché i tedeschi hanno avuto con la Merkel una politica di austerità e quindi hanno ridotto sempre il debito, ignorando completamente le infrastrutture tedesche. Per cui noi oggi abbiamo un sistema infrastrutturale tedesco che è allo sbando. Abbiamo 12.000 ponti su 28.000 che hanno più di 100 anni. Sono da rifare, abbiamo le autostrade da rifare, abbiamo gli ospedali, le università, le linee, le autostrade, le linee ferroviarie. Quindi la Germania ha un deficit strutturale terribile, perché hanno pensato soprattutto alla crescita del PIL, ma e al contenimento assoluto del debito. Ripeto, loro hanno il 53-54% del debito sul PIL e noi abbiamo il 140%, insomma, no? Quindi è chiaro che la Germania può aumentare il proprio debito rimanendo comunque dentro il patto di stabilità. Lo può portare al 100% al 100% del PIL, al 105% del PIL. Quindi il programma tedesco sono 1.000 miliardi, però attenzione, di questi 1.000 miliardi, 500 vanno a finire nelle infrastrutture, cioè vanno a finire nelle autostrade, nelle scuole, negli ospedali, nei treni, nei ponti, nelle ferrovie, eccetera. Gli altri 500 miliardi non sono destinati tutti a carri armati, anche perché non si vede oggettivamente il senso di investire in centinaia di carri armati, che poi cosa fai? Li tieni lì per fare che cosa? Con i droni, e con l'altro, se visto in Ucraina, non servono a nulla sostanzialmente. E quindi la Germania fa una spinta all'indebitamento, ma più i sistemi strutturali interni che sono collassati, che non effettivamente per un riarmo. Noi abbiamo un debito di 3.000 miliardi, no? Forse qualcosina di più, l'abbiamo passati 3.000 miliardi. Il problema nostro rispetto alla Germania e anche agli altri paesi è che noi non siamo mai riusciti a ridurre il debito, e questo è un fatto importante. Per cui se tu avessi dimostrato di essere in grado di ridurre il debito, potresti anche dire vabbè, io mi indebito ancora di più, però in passato ho visto che sono in grado di ridurre il debito, mentre oggi noi siamo in una situazione in cui il debito italiano non è interamente sotto controllo. Ha fatto bene Giorgetti a dissociarsi dal Premier e da Salvini per bloccare le spese sugli armamenti. Da parte degli altri mi sembra delle affermazioni di gente che corre dietro alle voci senza rendersi conto della verità. Gran parte del nostro debito è difficilmente riducibile, perché la gran parte del nostro debito di parte corrente. Noi abbiamo fatto pochissimi investimenti col debito, cioè la nostra parte di debito per investimenti è molto bassa, quindi la gran parte del debito è di parte corrente. Che cosa vuol dire? Che il debito corrente è funzionale ai politici per mantenere il governo politico, per mantenere il livello di gradimento dove prendono i voti, e quindi vuol dire distribuzione di risorse, nomina di persone, assegnazioni di posti di lavoro. Ma però il debito corrente in quanto tale non rende
perché è funzionale al mantenimento di un consenso politico. Quindi noi abbiamo una parte significativa di debito che, non essendo investito in infrastrutture, non ha nessun rendimento, non ha ricavi. Questa è la realtà, è solo spesa pubblica. E per ridurre questa spesa pubblica bisogna incidere sulle spese della politica, sulle spese che vengono fatte per nominare le varie persone nei vari posti, nei CDA, nelle aziende partecipate, nel finanziare gli ospedali di amici, per amici di amici. Quindi in realtà il tema del ricorso al debito per noi è un tema da eutanasia sostanzialmente, cioè noi oggi non possiamo permetterci di aumentare il debito perché non siamo in grado di ricomporlo, di ridurlo ed eventualmente restituirlo. Quindi questa è la verità. La Germania ha avuto un blocco nella crescita dovuta fondamentalmente alle sanzioni con la Russia, perché se andiamo a vedere i grafici, il PIL della Germania è sempre cresciuto, è crollato nel 1919-1920 per il Covid e poi è ritornato a crescere, ma non in misura significativamente alta. Questo ha di fatto è stato determinato di fatto dalle sanzioni contro la Russia, quindi l'aumento sproporzionato del gas e l'aumento dell'energia elettrica sostanzialmente ha messo in difficoltà il settore principale produttivo tedesco, che sono l'automotive. Quindi le case automobilistiche di media e alta gamma sostanzialmente stanno vivendo un periodo estremamente difficile, perché che cosa è successo? Che i maggiori costi di produzione dovuti al maggiore costo del gas e i costi poi sulla riduzione delle attività produttive e di conseguenza hanno avuto effetti su tutte le aziende collocate, quindi la chimica, la metallurgia, la plastica, l'acciaio, quindi tutte le industrie del sistema automotive inglesi, tedesche, sono andate in collasso e questo è effettivamente un problema, perché la Germania ha sino al 2019-2020 avuto un flusso di esportazioni, un aspetto positivo per 2.500 miliardi, noi l'abbiamo avuto per 237 miliardi, la Francia ha avuto un deficit commerciale di 900 miliardi, quindi stiamo parlando di situazioni molto diverse fra di loro. Quello che io ritengo importante è che si prenda il coraggio di dire: noi in questo momento non siamo in grado di mettere altra carne al fuoco perché rischiamo di bruciarci. Questa è la verità, insomma. Professore, pochi minuti, però mi piacerebbe a questo punto sentire anche qualche telefonata. Se qualcuno vuole intervenire può farlo, le linee da questo momento sono aperte allo 02 92 94 7222 per capire come la vede la gente comune, i cittadini cosa ne pensano, verso dove stiamo andando. A voi cosa ve ne pare? Cosa vi si prospetta davanti per il futuro, secondo voi? Secondo Gian, che ci scrive via WhatsApp, potete intervenire anche via WhatsApp, anche audio, al 340 6709 659. E intanto per la diretta, ripeto, il numero 02 92 94 7222. Ci scrive il nostro ascoltatore: io non prenderei troppo sotto gamba ciò che dicono questi dirigenti europei, perché forse sanno cose che non ci dicono, ai noi. Tu che ne dici, professore? Ma no, io dico la verità, cioè, allora, c'è una chiamata, ti interrompo subito perché c'è una chiamata, evitiamo attese al telefono e passiamo subito alla telefonata, poi torniamo al tu che ne dici. Pronto? Sì, buongiorno, sono Luca da Colico. Buongiorno. Io volevo dire una cosa, che appena lo direte vi metterete a ridere, sembrerà una sciocchezza colossale, però sarebbe in realtà la soluzione a tutti i nostri problemi.
risolverebbe il problema del Green Deal, il problema dell'euro, il problema dell'Unione Europea, e risolverebbe anche politicamente, realizzerebbe un grande sogno della Lega, cioè vivere in uno Stato veramente federale. E sapete qual è la soluzione? Che oggi si potrebbe fare? Diventare il 51esimo Stato degli Stati Uniti. Questa sì, è una cosa... un attimo. È interessante questa proposta, Luca. No, ma ci pensi, direttore, lo proponga anche ai suoi ospiti, io lo lancio come proposta politica. Facciamo una legge, poi facciamo un bel referendum e risolviamo tutti i nostri problemi in un colpo solo. Mica male come idea. Grazie Luca, c'è un'altra telefonata, la passiamo subito e poi torniamo a Gian che ci dice: io non prenderei troppo sotto gamba quel che dicono questi dirigenti europei. Comunque, pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Caro Gianni, buongiorno. Caloroso al professor Fabrizio Pezzani. Cioè, ci vorrebbe più un Antonio Latrippa che diceva che quando si va a votare bisognerebbe fare gli interessi dei cittadini e ci dicevano quelli del comitato passato, 3 appalti a me, 3 voti a te. Ecco, qui siamo a questi livelli qui, dal 63 di Totò gli onorevoli siamo sempre di più peggiorati. Il discorso è che noi dobbiamo fare in modo di riprenderci un po' di nostra sovranità, altro che autonomia differenziata. Qui siamo alla mercé di criminali politici, di distruttori del bene comune. Grazie Gianni. Dove stiamo arrivando. Grazie Gianni, un saluto anche a Carlina che ci manda l'editoriale di ieri di Marco Travaglio, dice bellissimo, sulla trovata della commissaria belga alla gestione delle crisi, la Bib, che abbiamo visto prima con la sua borsetta kit di sopravvivenza. Benvenuti a Cosa c'è nella mia borsa edizione sopravvivenza. E c'è anche un altro messaggio, te lo giro subito professore, scrive un ascoltatore: dobbiamo trovare il modo di uscire da questa Europa voluta dalle multinazionali. Ti giro tutto quanto perché c'è molta carne al fuoco ma pochi minuti, professor Pezzani. Allora, io non sottostimo quello che dicono gli altri membri della Commissione europea, ma se devo prendere in considerazione quello che mi viene a dire la Kallas, che è un commissario europeo della Lituania e che dice noi dobbiamo attaccare la Russia, l'ultimo che l'ha fatto è stato Hitler nel 1941, ma Hitler ha messo in campo più di 3 milioni e mezzo di soldati, ha messo in campo decine di migliaia di carri armati, decine di migliaia di aerei e poi è riuscito a impastoiarsi nelle basse russe. Ora, il problema è non sottostimare ma neanche sovrastimare, cioè noi abbiamo delle persone che oggettivamente dimostrano di non avere una cultura storica. Allora, la Russia, io credo profondamente che abbia agito in Ucraina a seguito di uno scontro politico, culturale, ideologico e anche militare che è stato volutamente sottovalutato da parte degli Stati Uniti. Ora, Putin, a mio parere, continua a dire che non rappresenta un rischio per l'Europa, perché non ha nessun oggettivo interesse, non ha i mezzi. Cioè, un paese che ha 140 milioni di abitanti, che è il più grande paese del mondo, con un sacco di terre infinite, non si vede per quale motivo si debba mettere in testa di andare a Parigi piuttosto che a Berlino, piuttosto che da altre parti. Che ci si debba armare, forse, questo sì, ma il problema qual è? Che noi dobbiamo scegliere, non abbiamo un'opzione sola, cioè noi possiamo, fra virgolette, diciamo, riammodernare il nostro esercito, ma in questo momento noi non abbiamo le possibilità economiche per farlo, perché siamo in un paese in cui che cosa si sta verificando? Sta aumentando la povertà, stanno aumentando la percentuale delle famiglie povere, sta aumentando il calo e anche qua, no? Cioè, allora, sta aumentando
calo della produzione industriale italiana. Senti, a proposito di povertà, conseguenti. a proposito di povertà, interloquisco brevissimamente, no? Perché perfino Mario Draghi ha ammesso da ultimo che insomma, per tanti anni abbiamo tenuto compressi i salari per essere competitivi, perché l'euro ci imponeva di giocare sui salari, visto che non c'era più l'arma della svalutazione competitiva. Quindi abbiamo compresso i salari dei cittadini e delle cittadine per risultare competitivi. Con quali risultati lo stai dicendo tu adesso? Perché mi pare che non abbiamo guadagnato in competitività. Chiudo parentesi, ma adesso diciamo perfino Draghi lo dice tranquillamente. Prima era una bestemmia. La realtà è questa. E oltretutto c'è una contraddizione, no? Come fai a conciliare il calo della produzione con l'aumento dell'occupazione? Allora, diminuisce la produzione e aumenta l'occupazione. Allora, qualche dato non funziona, a meno che tu non consideri occupato uno che ha un lavoro temporaneo e non un lavoro a tempo indeterminato. Quindi ci sono delle contraddizioni informative. Quello che è importante capire è che noi oggi non abbiamo delle alternative, cioè noi oggi non abbiamo e non possiamo permetterci delle spese che appesantiscano il nostro debito. Non riusciamo a ridurlo e questo è il problema. Allora è un problema di struttura di debito, contenuto del debito, modalità con cui si forma il debito. Noi non siamo in grado di ridurre il debito. Quindi il problema diventa, se tu aumenti questo debito, che già non sei in grado di ridurre, come farai poi in futuro a ridurlo? Ora, dal punto di vista degli altri osservatori, è chiaro che gli ultimi 4 anni della Ursula von der Leyen sono stati anni devastanti, perché l'Ursula von der Leyen ha portato avanti tutto ciò che voleva Biden, e quindi le auto elettriche, e quindi i cappotti delle case, e quindi il green economy, e quindi un sacco di situazioni disastrose. Noi oggi non possiamo permetterci di aumentare il debito, perché una parte di questo debito deve essere destinato a risanare un sistema che sta collassando, che è quello della sanità, dove abbiamo infermieri che vanno via, medici che vanno via, abbiamo l'assunzione di persone che non sempre hanno le competenze professionali per svolgere il lavoro che fanno. Ora la sanità è fondamentale in un paese, perché la sanità diventa uno strumento anche per mettere assieme. È stata interessante la lettera del Papa che ha mandato dall'ospedale dicendo che le contraddizioni nell'ospedale si conciliano, cioè che il bandito è curato allo stesso modo della persona per bene, che la femminista è curata allo stesso modo dell'altro. Quindi ci sono, di fronte alla salute, le differenze cadono. No? Ecco, professore, siccome dobbiamo salutarci, no? Il succo del discorso è, torniamo all'inizio, quando tu hai parlato di buonsenso. E per stilare la lista delle priorità ci vuole un po' di buonsenso. Lasciamole perdere queste robe qua folli che arrivano dall'Europa e torniamo a un po' di buonsenso. Poi non so se sia il caso di seguire l'idea di Luca e diventare il 51esimo Stato federato degli Stati Uniti, ma ne riparleremo, professore. Ne riparleremo, professore. Il buonsenso, così abbiamo una lista di priorità vere, tipo la sanità di cui stavi parlando, e i salari, e la produzione, e l'economia reale, e l'economia reale. Professor Pezzani, grazie mille. Ci risentiamo tra un mesetto. Buona giornata, arrivederci. Avete ascoltato Auto da Fè.